appassionati di football, buon pomeriggio da Natalino Stasi, ci scusiamo, e intanto c'è la rete del Veneto del 3-2 con Bergozza. Ci scusiamo, dicevo, per il leggero ritardo dovuto a cause tecniche. Siamo in diretta dal Palasport di Casali del Manco per l'appuntamento con il torneo delle regioni di calcio a 5, che vede sfidarsi il Veneto ed il Bolzano, le rappresentative femminili. Torneo delle regioni, ricordiamo, è giunto alla sua 60ª edizione, che quest'anno approda in Calabria e che, ricordo, è partito questa mattina e che continuerà anche nei prossimi giorni e fino al 1° maggio. Intanto leggo molto velocemente le formazioni. Il Veneto scende in campo con il numero 1 Garcia, 2 Primolan, 3 Roncato, 4 Dalla Libera, 5 Pandolfo, 6 Bergozza, 8 Veliz, 9 Franceschini, 10 Chiaradia, 11 Valente, 12 Pilloni. Il Bolzano invece 1 Maffezzoli, 2 Auer, 3 Gruber, 4 Insam, 5 Malosto, 6 Marchi, 7 Melchiori, 8 Marchiotto, 9 Messner, 10 Scarola, 11 Zamboni, 12 Melchiori. Intanto ci prova Malosto, il tiro finisce fuori. Ricordiamo il parziale di 3-2 per la rappresentativa veneta, che adesso sale con Primolan, che allarga per Roncato, ancora Primolan. Valente riesce a servire il capitano, che ci prova, e la grande parata, poi spazza via Messner. Partita che era cominciata con il botto per il Veneto, che aveva trovato subito 2 reti e che poi è riuscita a farsi rimontare dalla doppietta del capitano Marchiotto e poi di nuovo ritornata in vantaggio grazie alla rete di Bergozza. Intanto chiamato time out. Ricordo anche gli arbitri della gara, Laura Martire ed Eugenio Fazio. Il torneo delle regioni, vi ricordo che è una manifestazione che va oltre il calcio per dare il via ad una vera e propria rivoluzione culturale. Infatti per la prima volta questo riconoscimento agonistico sarà celebrato con un'esperienza educativa e formativa per i calciatori e le calciatrici che alzeranno al cielo le quattro coppe. La LND, in collaborazione con Italcamp, offrirà infatti a tutti i vincitori delle 4 categorie la partecipazione a percorsi educativi, esperienziali e di apprendimento. Ancora prova a giocare il Veneto, palla troppo lunga, quella di Primolan per Chiaradia. Allora può ripartire il Bolzano con Isam. Primolan ferma Malosto, guadagna terreno però il Bolzano. Ancora Insam, che però sbaglia, controfallo e palla che va al Veneto. Primolan in posta, sale, alza la testa, poi va su Valente, ancora Primolan. Roncato sbaglia, allora può salire il Bolzano, che però recupera palla. Il Veneto, fallo, ci sarà allora punizione per il Veneto procurata da Chiaradia. Sul pallone Chiaradia,
e Valente. Ma Fezzoli invece dà indicazione ai suoi. Valente ancora per Chiaradia, fermata però la bella azione del Veneto, che resta in attacco. Ci riprova ancora Chiaradia, la palla però va al lato, riparte il Bolzano con Messner che però sbaglia. Chiaradia, grande triangolazione che però non va a buon fine. Può ripartire allora il Bolzano, che però è chiusa da una grande copertura difensiva di Valente. Cambio nelle fila del Bolzano, entra Marchiotto, autrice delle 2 reti dei neroverdi. Vediamo se saprà dare ancora una volta la spinta necessaria alla sua squadra. Riparte il Bolzano, Malosto però ci mette il piede e impedisce la ripartenza degli Amaranto. Ancora Primolan. Valente ce n'è 2 addosso, poi scarica, sbaglia Franceschini. Bolzano prova a respirare. Ricordiamo il risultato di 3-2 per il Veneto quando mancano 7 minuti alla fine del primo tempo. Messner allarga per Marchiotto che sale, grande palla, prova il tiro, Marchi, ma la palla, il tiro è impreciso. Allora il Veneto riprova a risalire con Franceschini sull'out di sinistra. Primolan sempre ad impostare, poi Valente, ancora Primolan, sbaglia questa volta Marchiotto e poi senza pensarci 2 volte la manda in fallo laterale. Marchiotto pronto alla rimessa, all'indietro, prova il tiro, il portiere non vuole correre rischi e allora ci sarà calcio d'angolo per il Bolzano. Ricordo per chi si è collegato solo ora che siamo in diretta dal Palasport di Casali del Manco per l'appuntamento con il trofeo delle regioni di calcio a 5 che vede sfidarsi le rappresentative femminili di Veneto e Bolzano, risultato per 3-2. Bolzano che ci prova adesso, palla che termina sul fondo. Questa è la 66esima edizione del torneo delle regioni che quest'anno è ospitata dalla Calabria. Sono 73 le selezioni regionali in rappresentanza di tutta Italia per le categorie maschile, femminile, under 17 ed under 15. Le partite in programma sono 127 in 4 province della regione. Si è partito oggi con le fasi a gironi che termineranno il 27 aprile, a seguire poi il 29 aprile i quarti, le semifinali il 30 aprile e infine le 4 finali che verranno disputate al Pala Calafiori di Reggio Calabria il 1° maggio. Intanto ci prova il Veneto, ma Franceschini è bloccata dalla grande difesa di Messner. Allora è angolo
Chiaradia batte, l'arbitro però dice che è tutto fermo, si deve ripetere. Chiaradia prova, la palla però è centrale. Intanto è entrata dalla libera al posto di Primolan, eccola che riceve, palla su Franceschini, ancora dalla libera, alza la testa, riceve Valente, allarga su Chiaradia, ancora dalla libera su Franceschini, Franceschini che prova con Valente, un triangolo di gioco che non riesce, ma la palla resta sempre del Veneto. Entra con il numero 2 Auer nelle fila del Bolzano. Valente su dalla libera, sbaglia però, così può ripartire il Bolzano con il suo capitano, ricordo autore di una doppietta, Meri Macchiotto, classe 2005. Franceschini su dalla libera che alza la testa, prova l'infilata, Mauer ferma tutto e però fallo laterale. Chiaradia prova il tiro alto. Grande rischio qui di Gruber. Maffezzoli prova la palla lunga, intercettata però da Valente. Prova a ripartire con una grande giocata Franceschini, ma viene fermata dal capitano Marchiotto, che conquista anche una rimessa laterale. Un po' bloccata in questo momento la partita dopo un inizio davvero scoppiettante con 4 reti, tutti nei primi 7 minuti, e poi partita che si è un po', come dicevo, bloccata. Le squadre sembrano studiarsi in questa fase. Adesso ci prova ancora una volta il Veneto, che vuole chiuderla prima possibile. È entrata Bergozza nel Veneto, la vedete qui, pronta a ricevere sulla destra. Dalla libera va da Chiaradia però che sbaglia lo stop. E allora può ripartire il Bolzano. Entra Melchiori, è sempre Marchiotto, scusate, che si prende cura della rimessa, intercetta Chiaradia, centro del campo, chiude dalla libera, ci prova il Bolzano a pareggiarla. Mancano 3 minuti e 14 secondi alla fine di questo primo tempo, che vede in vantaggio il Veneto nei confronti del Bolzano. Ci prova adesso Gruber dalla distanza, ma la palla termina sul fondo. Dalla libera sale, palla che arriva a Bergozza, che è chiusa dalla grande uscita del portiere del Bolzano, Maffezzoli. Chiaradia dalla libera centrale, prova lo scambio con Chiaradia, Bergozza, ma la palla è imprecisa. Rimessa laterale, battuta male però da Marchiotto,
e il Veneto resta lì. Ancora palla centrale per Bergozza, prova poi il tiro il Veneto che però è impreciso, palla lunga che va direttamente tra le mani del portiere e così la palla arriva nei piedi di Franceschini appena entrata su Chiaradia che va dietro dalla libera. Franceschini si muove, riceve palla, prova il tiro ma è contrastata da Gruber che commette fallo. Punizione per gli Amaranto. Sistema la palla con cura Chiaradia. L'angolo è davvero ristretto per provare una conclusione. Occhio a Franceschini che è pronto a ricevere per la battuta. C'è anche dalla libera più lontano, palla per Franceschini il sinistro, la parata del portiere, ancora Franceschini, ancora il portiere, poi ci prova dalla libera, però ce ne sono 3 in contrasto del Bolzano. Azione che finisce qui e quindi può ripartire Marchiotto. Sempre in pressione però il Veneto. Adesso ci prova con Auer a risalire, ma chiude bene dalla libera, non riesce a trovare spazi in questo momento il Bolzano e il Veneto sembra padrone del campo in questo momento, fa girare meglio la palla che adesso la riceve Franceschini, poi dalla libera, troppo libera, prova il tiro Bergozza, palla centrale, adesso Auer però non riesce ad arrivare su questa palla troppo lunga di Marchiotto. Allora Chiaradia per dalla libera, Franceschini ancora dalla libera che alza la testa, ancora Franceschini sull'out di sinistra, dalla libera riceve, allarga verso Chiaradia, poi dalla libera prova un lob su Chiaradia, fermata però da, prova il tiro poi Franceschini, palla che finisce sul fondo, è entrata Melchiori, palla contesa sulla linea, la rimessa è veneta che può riprovare ad impastire ancora un'azione in attacco con dalla libera chiusa, poi c'è Chiaradia, ultimo uomo, non riesce a sfondare il Veneto, palla dietro per dalla libera, quasi autorete di Gruber che mette in calcio d'angolo, ma sempre Chiaradia dai calci d'angolo, dalle punizioni. Palla alta verso Bergozza che la mette giù, poi dalla libera sbaglia però il passaggio verso Chiaradia, la palla però termina sul fondo quando mancano 32 secondi alla fine di questo primo tempo che, ricordo, vede affrontarsi il Veneto e il Bolzano, le due rappresentative femminili in questo torneo delle regioni 2024. Prova adesso la triangolazione il Veneto con dalla libera che però non riesce a servire Bergozza e quindi prova a ripartire il Bolzano con una palla però troppo lunga per Malosto, quindi prova a chiudere in attacco questo primo tempo quando mancano 7 secondi il Veneto, palla troppo lunga che finisce sul fondo e molto presumibilmente si concluderà così questo primo tempo con il Veneto in vantaggio per 3-2. Finisce qui il primo tempo, Veneto 3, Bolzano 2.
Squadra in campo per il secondo tempo. Chiaradia sul pallone, ricordiamo, si affrontano le rappresentative femminili di Veneto e Bolzano. Veneto in completo amaranto, che attaccherà dalla sinistra alla destra dalla destra alla sinistra, pardon, dei vostri teleschermi, mentre il Bolzano in maglia verde attaccherà dalla sinistra alla destra. Attenzione al Bolzano che ci prova, palla allargata, chiude Primolan, poi il palo che salva le venete, ma c'è calcio d'angolo. Inizia scoppiettando questo secondo tempo. Palla dentro, chiude Chiaradia. Ha iniziato aggressivo il Bolzano, che ricordiamolo è sotto di 3-2. I gol tutti nel primo tempo di Chiaradia, Valente e Bergozza per il Veneto, mentre per il Bolzano doppietta di Marchiotto, il capitano. Chiaradia sulla destra, Valente, Franceschini, Primolan, Chiaradia intesa con Primolan che si allarga, contrastata però dalla difesa del Bolzano. Ci prova il Bolzano, chiuso, però c'erano due giocatrici del Bolzano libere, ha preferito però il tiro Messner, la palla che è finita in fallo laterale. Ci prova ancora Messner, tiro svirgolato, però può ricominciare. Non è rimessa dal fondo, ma è fallo laterale, tiro che è finito addirittura in fallo laterale. Allora alza la testa Franceschini, Primolan riceve, Franceschini ancora, Franceschini, Chiaradia, con calma il Veneto, Chiaradia, Valente, palla dentro per Franceschini, ancora Valente, allarga per Primolan sulla sinistra, chiuso però, attenzione al Bolzano che però non riesce a concretizzare l'azione. Un Bolzano che sembra aspettare il Veneto in questo secondo tempo. Sale adesso dopo una palla recuperata. Marchiotto su Messner, palla imprecisa. Vedete proprio come il Bolzano rincasa appena perde palla e aspetta il Veneto in attesa di un eventuale errore. Una tattica che in questi minuti sembra portare buoni frutti. Chiaradia, Primolan riceve, c'entra però una dei suoi, poi prova
contrattacco il Bolzano, ma nulla di fatto. Primolan. Fallo di Marchi su Franceschini. Valente allarga per Primolan. Valente prova il tiro al lato, non di molto. Maffezzoli, palla lunga su Zamboni che non riesce ad addomesticare questa palla, così può ripartire il Benetton con Primolan. Palla su Valente, Franceschini, ancora Valente, centrale, Primolan. Si muove molto il Veneto in cerca di uno spazio, palla alta su Primolan che forse commette fallo su Maffezzoli, no. Allora era solissima Primolan, un'incomprensione nella difesa del Bolzano che poteva costare caro. Valente prova il tiro centrale ma è insidioso, allora è calcio d'angolo quando sono passati già 5 minuti del secondo tempo. 3-2 per il Veneto che adesso ci prova con il capitano Chiaradia. Sbaglia però, intercetta palla, Marchiotto prova a salire. Azione però che non si conclude nel migliore dei modi per il Bolzano, che vedete ogni volta che il Veneto recupera palla si rincasa nella sua difesa, nella sua metà campo, in attesa dell'errore dell'avversario per poi ripartire in contropiede. Primolan alza la testa, cerca una palla filtrante per Chiaradia che la domestica, però la perde. Allora può partire Marchiotto che però sbaglia l'appoggio verso Zamboni. Laterale per il Veneto con Bergozza appena subentrata. Grande giocata di Valente, poi palla dietro per Primolan. Bergozza, Primolan, palla dentro, ancora Bergozza, riceve, fermata, prova a ripartire il Bolzano impreciso. Chiaradia davanti alla porta, Chiaradia fa 4-2, firma la sua doppietta personale in questa gara. Veneto che trova una grande azione e trova il gol del 4-2 con il suo capitano Chiaradia. Un errore costato carissimo, ancora un altro errore da parte del Bolzano, riesce però ad intercettare in questo caso il portiere, poi riparte con Auer, spalle alla porta, si gira verso Marchiotto che allarga molto bene, però poi sbaglia il numero 6 del Bolzano. Palla lunga, riceve Bergozza, prova a darla a Franceschini che prova il tiro e sbaglia. Pardon, Valente che sbaglia di sinistro allargando troppo. Palla lunga adesso per il Bolzano, direttamente nelle mani di Pilloni. Con calma il Veneto con Valente che allarga su Chiaradia. Primolan ad impostare, rischia Primolan su Auer, però copre molto bene Pilloni. Bolzano che
mantiene sempre la stessa tattica, quella di aspettare gli avversari nella sua metà campo, e così continua a far gioco il Veneto con Primolan che allarga su Chiaradia, che però sbaglia l'appoggio a Valente. Palla centrale per ripartire, Primolan ferma Auer, ancora Primolan, Bergozza, Chiaradia adesso ad impostare lei, capitano del Veneto, autore di una doppietta, ci prova Primolan dalla destra, però blocca il portiere del Bolzano, e adesso Valente lascia sfilare la palla sul fondo, esce Chiaradia ed entra dalla libera. Primolan con calma sulla neoentrata dalla libera, poi Valente, poi ancora Primolan che prova lo scavetto su Valente, ma sbaglia l'appoggio, e lo sbaglia a sua volta anche il difensore del Bolzano. Così la palla resta del Veneto con dalla libera che adesso allo spazio prova il tiro, fermata però, è laterale per il Veneto con Primolan che riceve, si fa spazio, prova il tiro debole, però lo blocca Maffezzoli e può ripartire ancora il Bolzano con Auer che trova un appoggio in Marchiotto. Laterale per il Veneto con Valente che poggia su Primolan che alza la testa in cerca di un Pertugio, spazi molto chiusi, intercetta infatti la difesa del Bolzano che prova a salire, chiude però Bergozza. Allora può ripartire nuovamente il Veneto con Bergozza, centro del campo, allarga su Primolan che salta, Auer prova il tiro centrale, però errore del portiere che quasi costa caro. Esce Auer nelle fila del Bolzano ed entra Malosto, cercata subito con una palla lunga, fermata però da Primolan che sembra avere dei problemi, si rialza però e riceve palla, sempre ad impostare la calciatrice 2001. Ci prova adesso il Bolzano con Malosto che prova una palla dentro, fermata ancora da Primolan. Malosto ci prova ancora Primolan, palla lunga verso Malosto che sembra avere problemi, esce Primolan ed entra Roncato ad impostare. Adesso c'è dalla libera, palla proprio sulla neoentrata, fermata dalla difesa del Bolzano, dalla libera Valente salta un avversario, palla dentro, grande triangolazione del Veneto che però non si conclude nel migliore dei modi. Aveva trovato una grande giocata Valente, Marchiotto adesso laterale, prova a cercare Malosto che ha problemi con lo stop,
dalla libera, non la trova Bergozza, allora può salire in contropiede il Bolzano, chiuso dalla libera. Bolzano che non riesce a sfruttare le sue avanzate, i suoi contropiedi. Malosta adesso riceve rimpallo che favorisce il Veneto, però quando mancano 9 minuti e 58 secondi. Valente, ancora Valente, palla su Bergozza che prova il tiro, grande parata del portiere del Bolzano Maffezzoli, che si stende in piedi con i piedi e riesce ad evitare il gol del 5-2. Ci prova qui ancora Bergozza, imprecisa però. Allora Maffezzoli prova a fare partire i suoi, autrice di una grande panata poco fa che mantiene in vita il Bolzano. Roncato, Valente, palla alta, ci prova Malosto però la palla resta dietro, Marchiotto è fermata, poi Malosto non riesce a bloccare questa palla, questo pallone che termina in fallo laterale. Dalla libera sale, alza la testa, poi riceve ancora da Bergozza, ancora dalla libera, non trova spazio adesso il Veneto, dalla libera e la pressione del Bolzano riesce in questo caso e il Veneto è costretta, attenzione adesso perché perde palla il Bolzano, Bergozza 5-2 per il Veneto, con una serie di rimpalli che favoriscono il numero 6 del Veneto, che trova la rete del 5-2 e poi esce lasciando spazio al capitano Chiaradia. È entrata anche Franceschini, prova il tiro Messner, che però non impensierisce Pilloni. Dalla libera, di nuovo contropiede per il Bolzano, salta dalla libera, grande gol, grande gol di Malosto, ed è riuscito in questo caso il contropiede, l'attesa e poi l'avanzata delle neroverdi che accorciano le distanze e segnano il terzo gol. 5-3 il risultato in questo momento. Dalla libera, Bolzano che adesso ci crede, e questo è il futsal, basta poco per riaccendere la partita. Chiamato il time out quando mancano 8 minuti alla fine della partita. Time out finito. Adesso proveranno a dare il tutto per tutto le ragazze di Ceccarelli, che ripartono con un laterale
intercettato però da Roncato. Allora Merchiotto sul pallone, Messner, palla lunga verso Malosto, imprecisa però. Il tecnico del Bolzano adesso dice alle sue ragazze di alzarsi, di diventare più aggressive, troppo in questo caso. Inzam che commette fallo ai danni di Franceschini. Dalla libera riceve, palla centrale per Roncato che però non aggancia. Allora il Bolzano ci prova di nuovo con Marchiotto, Malosto riceve ancora, prova la giocata e non gli riesce e poi è sfortunata sul rimpallo. Dalla libera sale, palla centrale per Chiaradia, rimpallo che favorisce proprio Chiaradia, il tiro, grandissima la parata in uscita di Maffezzoli che salva le sue compagne. C'è però angolo per il Veneto con Chiaradia che la spara alle stelle. Messner riceve, ha effettuato 2 cambi nel frattempo il Bolzano. È entrata Marchi e Zamboni. Marchiotto ci prova, fermata da Franceschini, prova a ripartire ma adesso è alta la difesa del Bolzano. Palla per le Venete con Chiaradia che allarga, giro palla su Franceschini che sbaglia però il pallone. Ci prova Marchiotto, fermata da Chiaradia che poi subisce fallo. A terra il capitano del Veneto che però si rialza, autore di una grande partita, doppietta per lei in questa partita che, ricordiamolo, vale la qualificazione nel girone B delle rappresentative femminili. Rimessa laterale, battuta adesso, riceve dalla libera con le mani però Zamboni. Sei minuti e 24 alla fine, punteggio di 5-3. Per chi si fosse collegato solo ora, siamo in diretta dal Palasport di Casali del Manco. Si affrontano Veneto e Bolzano. Proverà una palla lunga ancora il Bolzano, imprecisa però. Urla stiamo lì l'allenatore del Bolzano. Vuole alte le sue ragazze. Riceve adesso Chiaradia, spalle alla porta, attaccata da Messner. Adesso c'è il tiro, grandissima però la parata di Melchiori, però resta sempre lì la palla ancora. Pilloni con un doppio intervento che salva i suoi. Angolo per il Bolzano. Maffezzoli ci prova, palla alta quando mancano 5 minuti e 48. Dalla libera ancora ad impostare Chiaradia, spalle alla porta, rischia perché è affrontata da 2 ragazze del Bolzano che però non riescono a recuperare palla. Ancora Chiaradia che riceve, spalle alla porta, attende l'arrivo di una sua compagna,
però è buttata giù e quindi è fallo e punizione. Arbitro che chiama la distanza. Cheradia sulla palla, c'è alla sua sinistra anche Franceschini pronto a ricevere, ma c'è un time out chiamato. Allora attendiamo le indicazioni dei due mister quando mancano 5 minuti e 31, risultato di 5-3 per il Veneto. Riprende il gioco con un calcio di punizione conquistato da Cheradia. Richiama la distanza l'arbitro. C'è però Franceschini adesso sul pallone con Cheradia che le gira intorno. No, vuole batterlo lei. Cheradia allora ci prova, traversa dopo una deviazione di Marchiotto. Grande tiro del capitano del Veneto che centra la traversa e poi riceve palla imposta, palla però imprecisa, troppo lunga per darla libera. Chiede scusa al capitano del Veneto che poi anticipa l'attaccante del Bolzano, vuole chiuderla. Il Veneto ci prova sempre con Cheradia sulla destra, anticipata però da Marchiotto e poi recupera la palla il Veneto. Palla che arriva adesso con Marchi che prova il tiro. Palla in calcio d'angolo. Sempre Marchiotto sulla palla dentro per Zamboni che però non riesce a girarsi. Sempre Marchiotto che prova a scuotere le sue compagne, però la palla è su Cheradia, 1 contro 3, si ferma, prova a cercare un'intesa con Franceschini, poi cerca un fallo Zamponi però che non viene fischiato dall'arbitro. Messner adesso la mette giù, prova a salire ma la palla è fuori. Dalla libera cerca Cheradia, fermata Zamboni all'indietro su Marchiotto. Marchi prova a sfilarsi, palla che però esce e può ripartire il Veneto con dalla libera, sempre su Cheradia, si appoggia sempre su Cheradia la squadra. Nel frattempo è entrata Primolan. Marchi su Hauser, grande triangolazione imprecisa però, ci prova il Bolzano, esce Cheradia ed entra Bergozza che riceve, fermata da Messner però con un grande intervento difensivo.
È entrata anche Velizkobo nelle fila del Veneto. Riceve Primolan. Che rischia di perdere palla, però se la cava e va su Velizkobo. Ancora Primolan. Guadagna una rimessa laterale. È entrata Valente nel Veneto. Primolan, palla lunga che scorre sulla linea laterale ed esce, guadagna una nuova rimessa. Ci prova adesso Valente. Franceschini, fermata da Hauer. Primolan su Valente che però sbaglia, poi si fa male e resta a terra. Marchiotto la mette fuori per far intervenire i soccorsi. Forse una testata. Si rialza però Anna Valente, classe 2001. E poi sportivamente Bergozza ridà palla al Bolzano che ci prova sempre con questa palla lunga ma imprecisa. Marchiotto riceve, Hauser, Marchiotto chiude Primolan e quindi è rimessa per il Bolzano quando mancano 2 minuti e 39. Hauser, tiro debole fra le mani di Pilloni. Valente alza la testa, poi palla su Valente, ancora Franceschini, scusate. Franceschini non riesce a passare su Messner. Così può ripartire il Bolzano con Marchi che però sbaglia e riconsegna la palla al Veneto. Primolan, finta, sale, palla centrale su Bergozza, prova il tacco, sbaglia però, fermata da Marchi. Allora può ripartire il Bolzano con Marchiotto, palla su Hauser, contrastata da due, non riesce a passare e poi Franceschini guadagna una rimessa laterale che fa respirare il Veneto. Ancora Franceschini su Primolan, palla dentro, Bergozza, Primolan, Bergozza, grande giocata, grande triangolazione che però ha visto una conclusione imprecisa. Ci prova adesso il Bolzano con Marchi, recupera palla però il Veneto. Partita molto corretta, bisogna sottolineare. Palla adesso lunga, imprecisa. Marchiotto, ancora Primolan aggressiva, non fa passare palla. Palla lunga, sempre imprecisa però quella del Bolzano. Allora si alza il Bolzano nella speranza di trovare quantomeno il gol del 5-4 quando mancano 1 minuto e 20 secondi. Chiude Marchiotto, poi Franceschini che riceve da Valente. Franceschini sul lato di sinistra prova la giocata, chiusa da Messner. Palla su Valente, c'è Marchi su di lei, allora deve allargare su Franceschini che però non riesce a stopparla. E ci riprova quindi il Bolzano con Marchiotto. Marchiotto fermata, poi Messner allarga, palla dentro su Hauser sola, Marchi, Hauser prova il triangolo che però
non riesce, poi Primolan non ci pensa due volte, la mette in fallo laterale, esce Hauser ed entra col numero 5 Malosto, autrice del 5-3. Palla dietro verso il portiere che però la spara alta. Primolan su Franceschini, troppo alta la palla per Valente. Marchiotto prova lei a scuotere da capitano la squadra, però in questo momento il Bolzano non riesce a trovare la via del gol, sbaglia anche Marchiotto. Valente, Primolan prova il tiro, fermata però dal capitano Marchiotto che poi commette fallo e fa guadagnare tempo prezioso, quantomeno per rifiatare al Veneto, che vede avvicinare la vittoria, vede avvicinarsi la vittoria. Riceve qui Valente, prova il tiro, poi grande parata del portiere. Malosto riceve, prova a girarsi, fermata però da Primolan e finisce qui, finisce 5-3 per il Veneto. La partita del girone B del torneo delle regioni 2024, che ricordo è approdato in Calabria, e adesso terzo tempo 5-3 risultato finale per il Veneto sul Bolzano. Terzo tempo e foto di rito, esultano le calciatrici venete. Veneto che si è dimostrato superiore al Bolzano. E finisce qui. Io vi lascio con la programmazione del torneo delle regioni. Ricordo che potete seguire tutte le altre partite sul canale YouTube in live streaming del LND. Finisce qui con i saluti finali al terzo tempo. Da Natalino Stassi è tutto. Un saluto e buona continuazione.